Siamo con Francesco Carta, allenatore dei giovanissimi della Pure Forti. Oggi scontro diretto col Budoni 2-0, ma al di là del risultato bisogna fare i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la gara, no? Complimenti a tutte e due le squadre, i ragazzi nostri e i ragazzi del Budoni. Sì, è stata una bella partita, combattuta, secondo me abbiamo meritato di vincere. Avete fatto 2 gol con palla a terra, questi 1-2, insomma siete riusciti a mettere in grande difficoltà la difesa loro. Siamo piccolini e veloci e vanno forte. A proposito di piccolini, non ci piace citare i singoli, ma insomma, Florenzi è un giocatore che con la palla al piede fa numeri incredibili. Sì, il ragazzino che ha passione, ha voglia, si allena, speriamo bene. Ecco Francesco, voi siete primi in classifica in questo campionato regionale, un campionato nel quale insomma, avete incontrato tante squadre. Quella che ti è piaciuta di più qual è stata? Il Budoni senza dubbio, squadra che gioca, i ragazzi lavorano, poi abbiamo vinto sia a Budoni che a Nuoro, ma abbiamo combattuto, giocano bene. C'erano anche altre squadre che giocano bene, Adesso mi ricordo il Budoni che lo incontra. Certo. Insomma, la prima del girone andrà a sfidare le giganti del calcio regionale, ci state già pensando? Guarda, si lavora con l'obiettivo di migliorarsi sempre, io non so cosa siano le altre squadre. Noi abbiamo una squadra dove ci sono solo 4-5 2001 e gli altri sono tutti piccoli. Giocano 2 esordienti in pianta stabile. Niente, vediamo cosa arriva. In che cosa dovete migliorare secondo te? In alcuni momenti tu insomma chiedevi ai ragazzi di stare tranquilli, magari di non farsi prendere dall'ansia delle... Sono ragazzi in certe situazioni dimostrano maturità, in altre meno, bisogna avere pazienza. Ci sta anche pazienza, per assolutamente. la fascia di età. Sì. Benissimo Francesco, complimenti per la vittoria di oggi e in bocca al lupo per le prossime partite. Bentornato. Grazie.